Di questo ci siamo occupati molto nella passata legislatura per quanto riguarda l'esclusione delle attività commerciali su area pubblica da quelle che sono le prescrizioni della direttiva Bolkestein. Se ne parla da 16 anni, assessore, lei è da 4 anni ovviamente che ha questo assessorato, ne avrà discusso sicuramente con le associazioni di categoria più volte, però quello che non arriviamo a capire, e se lo stanno chiedendo anche le 1477 attività commerciali su area pubblica di questa regione, è perché in questo territorio non si sia applicata la normativa nazionale. La normativa nazionale che dal 2018 ha escluso il commercio su area pubblica da quelle che sono le disposizioni del decreto legislativo 59/2010 dell'allora governo Berlusconi-Meloni, che purtroppo ha inserito anche il commercio ambulante all'interno della direttiva Bolkestein nel recepimento in Italia. Come detto, ci sono voluti 8 anni per modificare quel decreto legislativo. Il governo Conte è riuscito nell'intento. C'è stato un ulteriore decreto ministeriale il 25 novembre del 2020 con ovviamente sempre il governo Conte, che ha previsto le procedure di rinnovo, e queste dovevano valere sia a livello nazionale che regionale, quindi dovevano essere già seguite anche dai nostri comuni. E dicevo, con quelle linee guida è stato previsto che le concessioni siano prorogate fino al 31/12/2032. In questa regione questo non è avvenuto in nessun comune, non c'è stata nessuna delibera attuativa da parte della Giunta Fedriga per prevedere il rinnovo di queste concessioni e di un tanto chiediamo ovviamente spiegazione all'assessore. Grazie mille. Con riferimento a quanto evidenziato nell'interrogazione di cui tratta, è necessario precisare che da una lettura attenta della recente giurisprudenza amministrativa rilevante il tema, Consiglio di Stato, adunanza plenaria numero 18 del 9/11/21, Untar Lazio 3210/21, pubblicata il 18 gennaio 22, conferma a chiare lettere che l'articolo 12 della direttiva 2006/123 ha un livello di dettaglio sufficiente a determinare la non applicazione della disciplina nazionale che prevede la deroga ex legge fino al 2033 e ad imporre di conseguenza una gara rispettosa dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità, non discrezione, mutuo riconoscimento e proporzionalità. Nell'inerzia del legislatore nazionale, l'articolo 12 della direttiva Bolkestein e i principi che essa richiama già forniscono tutti gli elementi necessari a consentire alle amministrazioni di bandire gare per il rilascio delle concessioni. Tra l'altro, l'articolo 16,4 del decreto legislativo 59/2010 riproduce esplicitamente il testo dell'articolo 12,2 della direttiva comunitaria. I posteggi per l'esercizio del commercio sono un bene limitato in considerazione della loro intrinseca limitata disponibilità sul territorio del comune concedente. Ne consegue che la direttiva impone l'indizione di gare pubbliche a tutela della concorrenza per il mercato anche per le concessioni di parcheggio e rotazione per l'esercizio del commercio in aree pubbliche. Nell'ambito delle prerogative previste dall'articolo 12 della direttiva Bolkestein, nonché articolo 16,2 del decreto legislativo 59/2010, possono essere apprezzati e valorizzati in sede di gara profili di politica sociale e del lavoro. Per quanto concerne la specifica situazione della Regione Friuli-Venezia Giulia, premesso che appare inconfutabile la necessità di indire gare pubbliche per il rilascio delle concessioni dei posteggi, si ribadisce che la legge regionale 29/2005 non si è mai posta in contrasto con prescrizioni di tale tenore. Prova ne è che l'articolo 49 della legge medesima, relativamente alla concessione di posteggio, sancisce al
proprio al comma 1 che questa può essere rinnovata, il che presuppone comunque una qualche manifestazione di interesse da parte dell'operatore ed una conseguente istruttoria, per quanto minimale, da parte dell'amministrazione pubblica. Pertanto, al contrario del rivoluzionario impatto che le succitate sentenze del Consiglio di Stato e del TAR hanno determinato a livello nazionale, a livello locale si tratta di implementare la procedura selettiva che potrà comunque tener conto dei criteri di priorità già oggi previsti dall'articolo 42 della legge regionale 29/2005, dove sono andato qua? Per la parte di non disapplicata per contrasto con la direttiva comunitaria ed essere modulata evidenziando quei profili di politica sociale e del lavoro citati dallo stesso Consiglio di Stato in modo da tutelare le esigenze, ad esempio, di valorizzazione delle tradizioni locali. Sul tale fronte si specifica che gli uffici competenti incardinati nell'ambito della Direzione Centrale Attività Produttive e Turismo sono sempre stati disponibili per garantire un accompagnamento tecnico-giuridico in favore delle singole amministrazioni comunali. Quale ultima precisazione, tenuto conto dell'impatto che l'immediata disapplicazione della normativa statale può avere, l'adunanza plenaria ha ritenuto comunque di individuare un congruo intervallo temporale per operatività degli effetti della decisione al 31 dicembre 2023. Su un piano parallelo preme evidenziare come l'amministrazione regionale si sia prontamente attivata in sede nazionale investendo della questione la Conferenza Stato-Regioni per il tramite del proprio Presidente attraverso una nota con cui la situazione è stata rappresentata e rispetto ad essa proponeva una soluzione con particolare riguardo ai criteri di assegnazione delle concessioni e della loro durata. A livello interno, impostando le opportune interlocuzioni con il territorio nell'ottica di elaborare nel breve termine una proposta di intervento normativo di manutenzione e adeguamento dell'impianto della legge regionale 29/2005 che riguarderà anche le fattispecie di cui trattasi. Prego, consigliere Sergo. Sì, grazie Presidente. Ringrazio l'assessore per l'articolata non risposta, perché vede Assessore, io le ho chiesto perché qui non ci si sia mai uniformati alla normativa nazionale che dal 2020 prevede il rinnovo di quelle concessioni fino al 2032. Allora, io capisco che, guardi, è molto semplice, si può fare un esempio lampante di quello che sta succedendo. Quando avete voluto salvaguardare gli stabilimenti balneari, avete salvaguardato gli stabilimenti balneari. Meno di un mese fa l'assessore Calari ha ribadito che le concessioni balneari sono sicure fino oltre il 2030 con la proroga che avete previsto, perché evidentemente avevate la volontà politica di farlo. Per il commercio ambulante non avete avuto la volontà politica di farlo, non avete voluto adeguarvi alla normativa nazionale e avete ovviamente creato e aspettato addirittura una sentenza del Consiglio di Stato che vi dà contro rispetto a quello che sta facendo Calari, perché parla solo delle concessioni balneari, non parla il Consiglio di Stato del commercio ambulante, per cui la ringrazio perché una volta di più lei ha dimostrato che dei commercianti ambulanti non gliene frega assolutamente nulla. Grazie Assessore.